Bentrovati amici, ancora una volta siamo qui a raccontarvi storie di uomini e donne che hanno vissuto delle esperienze veramente molto belle, molto profonde e che ci fanno dono della loro esperienza. Don Bucolo, quante persone abbiamo ospitato in questa nostra trasmissione e che veramente ci lasciano sempre il segno, ci lasciano sempre un messaggio da meditare anche dopo la fine della trasmissione. Quest'oggi la trasmissione si intitola Io sono una privilegiata. Chi abbiamo? Intanto la vogliamo presentare, abbiamo con noi Pina Di Maggio. Cosa ci racconterà Pina Di Maggio? Allora, tu che la conosci bene. Sì, abbastanza bene. In fondo in questo titolo di questa trasmissione è una frase che ha detto Giulia, la figlia di Pina, e ora scopriremo tramite Pina chi è Giulia. E in questa frase, secondo me, si afferma una verità che è presente in tutte le trasmissioni, perché in tutte le puntate abbiamo visto storie particolari, storie complesse, storie difficili da accettare, in cui abbiamo sperimentato la forza dell'amore, la forza della vita e la forza della fede. Questa volta in modo esplicito, cioè senza mezzi termini, senza peli sulla lingua, questa è una cosa straordinaria, abbiamo la persona stessa che di sé arriva a dire: io sono una privilegiata in una situazione che uno potrebbe dire: ma come fa a dire che è privilegiata con quello che sta vivendo? Ed è quello che adesso tramite Pina scopriremo in questa puntata. Pina, Giulia, chi era Giulia? Giulia è la nostra secondogenita. Io e Filippo siamo genitori di 4 figlie e Giulia, appunto la secondogenita, e nel 2019 scopriamo che ha un tumore molto duro, molto forte e anche raro. Scusate. Sì, chiaramente Pina è commossa e non può non esserlo. Intanto perché non vediamo qualche bella foto di Giulia, che ne abbiamo così tante, la regia. Ecco, guardate che bellissima ragazza, solare, bella, sorridente. Quindi Giulia scopre di avere questo tumore molto importante. Intanto torniamo indietro. Giulia è una ragazza piena di vita, solare, la stiamo una vedendo, grande viaggiatrice, bellissima. una ragazza veramente piena di tantissime Qui risorse. quanti anni aveva? Lì intorno a 27, 28, sì. E nel 2019, all'età di 29 anni, scopre di avere questo tumore raro, un tumore genetico, ed era già al 4º stadio. Quindi già una situazione in una fase già abbastanza compromessa. avanzata. Purtroppo il tumore di Giulia è un tumore silente, si chiama linite plastica ed è un tumore infiltrativo. Cioè Giulia già da qualche mese, forse qualche annetto, non stava bene, aveva problemi di digestione più che altro e si sentiva sempre sazia, e quindi abbiamo fatto delle indagini, gastroscopie e tutto, non si vedeva niente. Non si vedeva niente perché appunto è un tumore che si infiltra nei tessuti dello stomaco. Uno dei più cattivi. Uno dei più cattivi. Infatti, essendo silente, ce ne accorgiamo appunto al 4º stadio. Ce ne accorgiamo perché ha un dolore fortissimo, viene ricoverata la notte stessa della fase acuta e addirittura lo scambiano per un problema ginecologico. Tale non era, perché poi facendo la TAC si è visto che il problema era questo stomaco ispessito. E Giulia come ha accolto questa prima diagnosi così brutta? Giulia l'ha accolta con intanto stupore e anche ovviamente paura, non credo che fosse una eroina. Quando noi siamo stati indirizzati al San Raffaele a Milano, perché appunto essendo un tumore molto raro, il suo fidanzato allora era cardiologo al San Raffaele, ci indirizza a questo ospedale più grande, più di ricerca. Lì fanno le indagini genetiche e si scopre appunto che il tumore di Giulia è di origine genetica. E il portatore, ahimè, è il papà. Abbiamo fatto tutte le indagini genetiche e
si temeva insomma, che fosse portato da me, perché io 10 anni fa ho avuto un tumore al seno. È stato invece... Quindi cosa succede? Succede che facciamo le indagini e il portatore risulta il papà e la sorella più piccola era stata Quindi, anche colpita diciamo da questo... che si abbatte sulla vostra famiglia questa diagnosi infausta di un tumore molto, molto brutto e insomma Giulia, dall'esperienza di Giulia è nata anche un libro, Io sono una privilegiata. Esatto, Questo libro, esatto. quando ha iniziato a scriverlo Giulia? Giulia l'ha iniziato nell'estate 2020, quando... Ecco, stiamo vedendo proprio la copertina. Esatto. Giulia, io non ne sapevo nulla. Lei praticamente quando hanno avuto la diagnosi le avevano dato il 25% di vita. Mentre lei invece sperava che si potesse in qualche modo ridurre il tumore con le chemio e sottoporsi a un intervento di gastrectomia. Nel febbraio 2020 entra in sala operatoria per fare questo intervento di gastrectomia, ma viene subito rimandata in... Cioè, gli hanno detto, guardate, non c'è niente da fare. E niente, lì da quel momento io ho percepito che Giulia era un'altra persona. Giulia aveva accettato e capito che stava per vivere gli ultimi mesi della sua vita. Ci siamo accorti perché appunto era particolarmente vivace, particolarmente gioiosa, era assetata di vita, coincideva col periodo con il lockdown e lei dice sempre che il lockdown le ha rubato 3 mesi di vita perché avrebbe voluto fare chissà che cosa. Quell'estate lì è stata l'estate della ripresa, anche fisica, perché lei ha preso 10 kg, si era ripresa, viaggiava e sembrava, anzi quasi speravamo che tutto si fosse un barlume di rimesso. speranza. Un barlume di speranza. Tutto questo l'avete vissuto con grande fede? Dunque, noi, io e mio marito sì. Io e mio marito sì, perché facciamo parte di un gruppo, di un movimento. Lei no, lei non è una ragazza praticante, assolutamente. Quindi mi stupiva un po' il suo modo di approcciarsi alla malattia e a quello che le sarebbe accaduto. Non si è mai disperata. Non si è disperata, non si è ripiegata su se stessa, anzi era lei che in qualche modo faceva coraggio a noi genitori. Ricordo che abbiamo fatto un viaggio a Lampedusa 6 mesi prima che lei morisse, eravamo su un'amaca e mi fa: mammina, vorrei sapere quanto tempo mi rimane per poter vivere pienamente quello che mi resta. Io proprio perché eravamo nell'estate in cui lei si era ripresa, dico: guarda, non parlare così, non vedi che ti stai... Mi fa: mamma, non ti preoccupare, io non ho paura di morire. Ho vissuto 100 vite in una e adesso sono curiosa. E io... Don Bucolo, già questa frase, adesso sono curiosa. Giulia si sta aprendo a una dimensione che non è più quella terrena, quindi anche se fino a quel momento non è stata una ragazza che andava a messa o comunque frequentava la chiesa, eccetera, ecco, la malattia, il sapere che probabilmente o quasi certamente sta per morire, la apre a una dimensione diversa. Cosa è l'intervento di Dio? Siamo noi che abbiamo delle risorse che non conosciamo e che tiriamo fuori nei momenti più impensabili? Come possiamo spiegare questo? Non dimentichiamo che tutti siamo a immagine di Dio. C'è chi ne è consapevole, c'è chi non è consapevole. Significa che nella nostra persona, nella nostra identità umana, si adombra un mistero profondo, un mistero straordinario. Ora, qui abbiamo una storia particolare in tutti i sensi, una famiglia, una coppia che vive fortemente la fede in Cristo, una figlia che magari per storia personale, scelte personali, ma ci può stare, che rappresenta anche un po' il mondo, non vive la fede, almeno in modo esplicito, perché chiaramente come facciamo a sapere se quella persona ha o non ha nel suo cuore una relazione con questo Dio trascendente, questo Dio che supera, questo Dio infinito, quindi lì chiaramente supera la nostra comprensione. In ogni caso, in Giulia vediamo, uno, l'amore grande alla vita, e questo è profondamente umano, e proprio perché è profondamente umano, per noi è profondamente cristiano, perché essere umano, essere cristiano per noi è la stessa cosa. L'altro,
il fatto che si accorgeva che il tempo diventava sempre più corto, quindi scontava i suoi giorni, questa cosa qui giustamente, vuoi o non vuoi, l'ha portata a interrogarsi e a chiedersi nel cuoricino: ma possibile che è tutto qui? Possibile che la vita è solo questo? Quindi quella sofferenza, stranamente per lei, è diventato il grembo di apprezzare il valore grande di questa vita, tant'è vero che, come ci racconta qua la carissima Pina, gli ultimi giorni le ha vissuto, e poi questa vita la proietta a qualcosa al tal punto che dice: io sono curiosa, non è possibile che vi saluto qui, non è possibile. Chiaramente io da esterno la posso dire, per me è fede, ma rispetto, ho grande rispetto, e mi tolgo i sandali come Mosè dinanzi a Rovetta Ardente, dinanzi a una Giulia che potrebbe dirmi: no, io non ho fede, però ho quel mistero che mi abita, e questo è straordinario, questo è importante. Pina, lei come vive l'assenza di Giulia? Lei ha fede, con suo marito, quindi avete, diciamo, credete nell'aldilà, una vita che non finisce con la morte. Io sono stata graziata. Noi, quando abbiamo saputo di Giulia, abbiamo fatto pregare il mondo, mandavamo messaggi, chiamavamo chiunque, gruppi, cioè il mondo, Gerusalemme, America, eccetera. Il miracolo, per come lo desideravamo noi, non è accaduto, ma ne è accaduto un altro. Il primo miracolo proprio evidente era il coraggio di Giulia e la forza che ci dava, la forza che mi dava. Io ho imparato da lei come si vive davanti a una malattia e come si affronta la morte. Giulia per me è stata straordinaria e questo mi dà la prova dell'esistenza di qualcosa d'altro, perché umanamente è insopportabile sia vivere la malattia, purtroppo il tumore allo stomaco credo che sia uno dei peggiori, perché porta dei problemi proprio fisici, biologici terribili. E lei con una mitezza, perché lei ha imparato questo, ecco, Giulia era vulcanica. Mi viene da dire perché io sono certa che Giulia non è finita nel nulla, questa è la mia fede e lo dico apertamente. Giulia non si è arresa un attimo, è diventata da vulcanica a mite. Mi ricordo quando affrontavamo problemi sempre più grossi e più gravi, lei alzava le spallucce e faceva ok, ci riarmiamo, accettava e accoglieva e ne faceva, oserei dire, proprio motivo di quasi ironia. Gli ultimi giorni mi ricordo che scherzavamo sul suo fisico completamente smagrito, imitava la nonna, la mamma di Filippo, che era magrina, no? Quindi aveva anche questa capacità. Poi la cosa che è successa è che comunque quelle preghiere che noi desideravamo e quella grazia miracolosa che noi desideravamo è accaduta in lei negli ultimi mesi. Lei è arrivata a Natale, che io le ho detto andiamo a messa, sai, è Natale, percepivo che erano proprio gli ultimi mesi e lei mi ha detto col sorrisino vai tu. Quindi proprio fino all'ultimo io da cattolica temevo, no, che lei se ne andasse senza sacramenti e invece poi è accaduto un miracolo grandissimo che penso che sia proprio questo che il Signore ci ha concesso, la pace del cuore a noi come famiglia, a me come madre e a mio marito e a lei questa grande forza nel consegnarsi a un disegno più grande di lei, misterioso. Allora, ma la vogliamo sentire Giulia? 20 secondi di un filmato che ha registrato, sentite cosa ci diceva, la vedremo con i capelli cortissimi, quindi è chiaro, l'abbiamo vista in foto con dei capelli fluenti, invece qui è già molto malata, ha fatto già diversi cicli di chemio, insomma la sua vita sta per volgere al fine. Beh, ma sentiamola. Come dicono i siciliani, l'amore passa, la fame no. Ma poi chiedo, e la fame d'amore? Neanche quella passa mai al sud. Giulia parlava di fame d'amore e l'amore per eccellenza Don Bucolo chi è? Allora, l'amore per eccellenza è, stando al linguaggio di Giulia, questo mistero grande che ci abita
e che ci dà la forza di prendere con coraggio la vita fino all'ultimo istante. Ed è questo, credo, ciò che Giulia ci lascia in consegna, e soprattutto a Pina e a Filippo, suo marito, a tutta la famiglia. Il fatto che fino all'istante, fino all'ultimo istante, la vita va vissuta. E quindi vediamo come la sofferenza o ci chiude in noi stessi, uso un termine un po' improprio, ci incattivisce, oppure la sofferenza ci umanizza e, uso un termine a me molto caro, ci divinizza, mostra quella bellezza che Dio ha impresso nel nostro volto. E non posso non vedere in Giulia la bellezza dell'immagine di Dio che risplende nella sofferenza, perché quando vediamo Cristo crocifisso è un sofferente, come può essere bello uno in croce? Eppure siamo tutti attratti, perché quella sofferenza è diventata la trasmissione del volto di Dio. Bene, ci restano circa 10 minuti di trasmissione, ma ci tengo a farvi capire perché Giulia ha detto io sono una privilegiata, che poi è il titolo della trasmissione di oggi. Allora, ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi e continueremo a parlare con Pina, che è la mamma di Giulia. Eccoci, stiamo parlando con Pina, la mamma di Giulia, una ragazza morta con un terribile tumore allo stomaco. L'abbiamo anche vista in qualche frame, l'abbiamo anche vista in diverse foto, gioiosa, una ragazza veramente bellissima e piena di vita, che però ha preso la malattia e quando proprio stava per andarsene ha detto io sono una privilegiata. Pina, perché ha detto questo Giulia e cosa intendeva? Ecco, da questa frase è nato anche un libro. Questa è la storia di una ragazza felice con tanta vita dentro, una ragazza che prende la vita com'è, bellissima. E quindi? Allora, lei non l'ha detto stranamente gli ultimi tempi, io sono una privilegiata, lei lo ha detto dopo, ha iniziato a dirlo dopo il mancato intervento, cioè quando tu Proprio i medici gli hanno detto guardi non c'è niente da fare, esatto, è inutile che la operiamo perché non lei si può ha fare incominciato, io non sapevo nulla, il libro c'è perché lo stava scrivendo lei nell'estate 2020 quando ci fu la ripresa fisica e anche, cioè proprio pareva che la malattia stesse un attimino regredendo. E lei in quel periodo lì provò a scrivere il libro, aiutata da un nostro amico con il quale aveva fatto amicizia, e io non ne sapevo nulla. E lei nel libro scrive io sono una privilegiata e sono una ragazza fortunata perché mi è stato dato il preavviso. Non tutti sappiamo quanto tempo ci rimane. A me è stato dato il preavviso, quindi già il suo privilegio era questo, di sapere quanto tempo le rimaneva per poterselo e sta scorrendo. Vivere. Sono una ragazza fortunata, grazie alla malattia ho scoperto che la vita è un dono che va vissuta intensamente perché a nessuno è dato sapere quanto ancora appunto ci resta in questa terra. Quindi Don Bucolo, Giulia usa dei termini che sono prettamente cristiani però. La mamma ci racconta che non era una ragazza che possiamo dire una praticante, una che andava sempre in chiesa o che pregava. La mamma non possiamo neanche sapere la sua fede in cos'è, però dice la vita è un dono. Mi confermo che sono cristiani perché sono prettamente umani. In Giulia c'è la vera umanità ed è bellissimo il fatto che abbia detto io sono una privilegiata nel momento in cui ha preso reale consapevolezza che questa sofferenza diventava una sofferenza in cui c'era poco da fare, no? Quindi anziché stare a piangersi addosso, anziché illudersi, anziché ha fatto un ragionamento che è straordinario. Ho l'oggi, ho questa vita, oggi io devo viverla fino in fondo. E io credo che questa cosa qui Giulia sicuramente la vuole consegnare a ciascuno di noi. Noi non abbiamo, meno per adesso, il timer cosiddetto di Giulia, ma questo non significa che possiamo allora vivere la vita in modo superficiale, in modo mediocre, in modo così senza andare in profondità. Lei ci insegna che ogni giorno, ogni attimo della vita va vissuta in modo straordinario, quindi è una lezione che rimane indelebile
per tutti. Il fatto che c'è questo libro è sto per far leggendo il vedere... sottotitolo, Storia di Giulia e di come andò incontro al Nazareno. Ecco, incontro al Nazareno, perché incontra Gesù, ma qui forse Pina ci può spiegare un po' di più. Esatto, Pina, perché questo poi il libro lo sottotitolo... ha completato lei. Sì, quindi, poi abbiamo raccontato l'esperienza che abbiamo fatto come famiglia. Perché il grande miracolo è che Giulia, nella sua sofferenza, ha cambiato voi, ha rafforzato la vostra Esatto. fede. A me sembra questo il grande miracolo esatto, di Giulia. esatto. Non solo lei ha vissuto con fede, anche se non l'ha, come dire, manifestato, ma si percepisce, si capisce anche da quello che dice, da quello che diceva, ma ha trasformato anche voi. Esatto. Io quando, negli ultimi mesi, insomma, quando abbiamo capito che c'era poco da fare, avevo questo pensiero, sempre del sacramento, che siano tutte cavolate alla fine, perché insomma, diciamo che il Signore vede il cuore di tutti e il cuore di mia figlia sicuramente era più bello anche del mio. Però questo dono l'ho avuto, perché lei 15 giorni prima, anzi 17 giorni prima che se ne andasse, si è voluta confessare, abbiamo fatto la messa a casa nostra, quindi mi ha anche, diciamo, donato questa gioia di consegnarsi in grazia di Dio. Quei giorni lì sono stati meravigliosi, dopo l'esperienza sacramentale della confessione della messa, perché ricordo che con lei parlavamo di tutto, parlavamo della morte, parlavamo di Gesù, parlavamo di come sarebbe stato, addirittura arrivando a dire lei, quando vedrò i nonni che cosa dovrò dire, no? Cioè, sono stati i giorni paradossalmente più belli della mia vita, paradossalmente perché si capisce, no? Che se non li vivi in maniera così intensa, profonda e cristiana, non possono essere i giorni più belli. E invece sono stati i giorni in cui Giulia ha tirato fuori tutta quella che era la mia esperienza di fede, gliel'ho comunicata e lei ascoltava con interesse tutto, è stato un periodo molto bello. Don Bucolo, a me vengono i brividi. Esatto. Sentendo questa esperienza di Pina e della figlia Giulia, veramente, cioè come gli ultimi giorni una mamma sta dicendo ai nostri microfoni qui in questa nostra trasmissione, gli ultimi giorni di mia figlia sono stati i giorni più belli della nostra vita. Veramente io senza parole, Pina. Perché è una mamma che stava vedendo che sua figlia se ne stava andando, che stava soffrendo, immagino, inutile sottolinearlo perché è chiaro, con un tumore devastante come quello di Giulia, però Pina dice sono stati i giorni più belli. Perché l'affermazione di Pina c'è il fatto che condividevamo la fede, condividevamo le cose eterne, condividevamo le cose che non passano mai, le cose... E quindi è strano, oserei dire, ciò che magari in tutti gli anni Pina, perché è chiaro una madre cerca di trasmettere ciò che lei crede, ma è la grande difficoltà dei genitori trasmettere la fede, no? Perché non ci ascoltano, perché hanno tanti altri pensieri, altre cose, per cui una madre giustamente cerca anche di essere discreta. In questo caso, ciò che magari in tanti anni, in 30 anni non ha fatto, gli ultimi 15 giorni lei ha trasmesso quello che pensava mai di trasmettere, ed è questa cosa qui che ha reso speciale queste 2 settimane, e credo nel sottotitolo Incontro al Nazareno, perché quelle 2 settimane stava preparando, anzi si stavano preparando insieme all'incontro al Nazareno, perché attenzione, la sofferenza di una figlia, la sofferenza di uno della famiglia e di tutta la famiglia compresa, quindi insieme hanno vissuto questo tempo di grazia. Quindi ancora una volta in queste trasmissioni, ma in modo particolare in questa, vediamo come ciò che il mondo chiama disgrazia è una grazia di Dio. È paradossale, potrebbe essere provocatorio, potrebbe essere anche una bestemmia, ma nel cuore di Pina c'è questa certezza. Ciò che è disgrazia per me è stata la più bella grazia, sono stati i più belli giorni della mia vita. Detto da una mamma, chiaramente uno rimane senza parole e non può non che stare lì in silenzio e in ascolto. E con grande rispetto, ovviamente.
ma mi viene da fare un'altra riflessione. Si ha sempre pudore di parlare della morte, dell'aldilà, che esiste un'altra vita dopo la morte, no? Sono discorsi che anche in chiesa, anche i sacerdoti spesso allontanano perché hanno paura quasi tempo fa Celentano, un cantante, aveva lanciato un appello, no? Ai sacerdoti: parlate che esiste il paradiso, esiste l'aldilà. È come se vi avesse tirato un po' le orecchie. In questo caso Giulia e Pina, mamma e figlia, non hanno avuto remore a parlare non solo della morte imminente, insomma, che sarebbe giunta da lì a poco, ma con grande apertura d'animo e di fede hanno parlato che esiste un al di là, che loro ci credevano. Tant'è vero che Giulia diceva: chissà come sarà incontrare i nonni che erano morti già da tempo. Dico bene, Pina? Assolutamente, assolutamente. In questo viaggio, usiamo questo termine perché Giulia ci ha fatto viaggiare in questi 2 anni di malattia, abbiamo avuto tanti spunti per non vivere la malattia come un problema ma come un mistero. L'ultimo in cui io mi sono sentita veramente aiutata dal Signore è stato uno. Nel mese di Giulia è morta a marzo, nel mese di gennaio un amico con un messaggino mi manda l'invito a partecipare a una messa via Zoom tenuta da un sacerdote romano, amico nostro, conoscevamo, e mi ha detto: guarda, fanno una messa ogni giorno, parlano, è una messa per gli ammalati, per chi non può andare in chiesa, parlano appunto alla fine della messa ci si ferma un attimino e si parla e si confrontano le esperienze. È stato la mia salvezza, perché io, intervenendo a quelle piccole messe via Zoom, sono stata aiutata da questo sacerdote a vivere la malattia di mia figlia come un'esperienza, la più bella che ci possa essere, di aiutare la figlia ad andare verso il Signore in paradiso. Lui dice: da questa messa, da questa chat ne usciamo in 2 modi: o guariamo o andiamo da Gesù, che sono tutti e 2 belli. E quindi questo personalmente è stato la grazia che mi ha accompagnato e mi ha aiutato ad accompagnare mia figlia. Grazie Pina, grazie, veramente grazie. E mi piace dire l'ultima cosa: come fanno a credere all'Eterno una madre, una figlia o una famiglia? Perché sperimentavano l'Eterno in quella relazione. Se noi crediamo l'aldilà, perché già qui assaporiamo la concretezza dell'aldilà dell'eternità, perché è chiaro, una relazione madre-figlia, vuoi non vuoi, rimane eterna. Né morte né altro potrà mai spegnere o annullare una così relazione importante. E di questo ringrazio Pina, ringrazio anche suo marito Filippo, la famiglia, perché sono una benedizione per la Chiesa, sono una benedizione per me prete, perché mi portano a vedere la concretezza di quanto Gesù ci insegna, di quanto Gesù ci ha rivelato. Grazie Don Bucolo, ringraziamo veramente tantissimo Pina Di Maggio, che ci ha raccontato di Giulia, di questa bellissima ragazza che con grande coraggio, e io oserei dire veramente con grandissima fede, donata. C'è stato uno scambio così forte, così bello fra voi 2, che veramente è un dono che ci avete fatto e che state facendo ai nostri telespettatori. Grazie Pina e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.